Sono Stefano Lai e sono l'amministratore di un gruppo di società. Si dividono in due settori, un gruppo nell'ambito dell'edilizia e un altro gruppo nell'ambito della ristorazione e attività ricettive. Le società che si occupano di edilizia sono varie, ma quelle che sono nel circuito è una che si chiama Cagliari Domus. Invece nell'ambito del ricettivo e della ristorazione altre due società, Sardinia Domus, la vineria Eno, che è un ristorante vineria. Sardinia Domus e Eno sono nel circuito da oltre 2 anni, poi da qualche mese ho inserito anche la mia società di costruzione e ristrutturazione. Che cos'è Sardex? Sardex è una moneta complementare. Devo dire la verità che a me Sardex mi era stato proposto un bel po' di tempo addietro e per una serie di motivi non gli avevo dato l'adeguata importanza e quindi io ho accettato di aderire con due società, Sardinia Domus e la vineria Eno. E poi dopo successivamente ho fatto entrare una terza, che è quella dell'edilizia, Cagliari Domus. Devo dire la verità che inizialmente vedevo risultati. Un concetto semplice: se tu non fai parte del circuito, quella fascia di clienti in ogni caso da te non sarebbe venuta, o forse sì, ma in una percentuale molto più bassa, ovviamente. Cosa vuol dire moneta complementare? Vuol dire che un sistema alternativo all'euro. Il vantaggio del vendere in Sardex è che tu incassi subito, perciò chi fa azienda, chi fa impresa oggi lo sa che il problema non è solo trovare il lavoro, ma anche incassarlo. Se io dovessi utilizzare un aggettivo per indicare Sardex, penso che utilizzerei l'aggettivo funzionale, perché un'altra delle caratteristiche importanti di Sardex qual è? È quello che incentiva le vendite. Ok, io me ne rendo conto, tutta una serie di cose, dall'antifurto per il mio ufficio, oppure certi rinnovamenti all'interno delle mie strutture, oppure l'acquisto di un macchinario, di un'attrezzatura nuova, non l'avrei fatta se non facessi parte del circuito, perché sia per la disponibilità del piccolo scoperto che ci dà Sardex, e sia perché Sardex è un incentivo a vendere e comprare, vendere e comprare. Stare a tenere fermi i Sardex non serve a niente, non ti produce niente. Questo sistema fa sì che tutti comprano e vendano molto più velocemente. Difficoltà a spendere i Sardex. Se ho difficoltà a spendere i Sardex, diciamo sempre meno. Bisogna entrare nell'ottica che fa parte del lavoro, è uno dei problemi del lavoro che non è diverso dagli altri. Mentre prima avevamo altri problemi, ok, quello principale è quello di trovare nuovi clienti. Adesso ne ho un altro che ritengo nettamente inferiore e più gestibile, che è quello di come spendere il Sardex. È una questione di pigrizia quando non si riesce a spendere il Sardex. Perché? Perché c'è una lista di persone, oggi come oggi nel circuito c'è tutto, c'è qualsiasi cosa, e quello che non c'è, abbiamo a disposizione i consulenti, i ragazzi del circuito che si mobilitano per cercare quel prodotto, quel servizio mancante. Prima di andare a cercare qualsiasi bene o servizio fuori, contattiamo
quelli del circuito. Se non vogliamo stare a cercare tra tutti e sfogliare le liste di tutti i fornitori, ripeto, abbiamo a disposizione i consulenti, i broker. Io li chiamo o gli mando una mail e loro mi mandano una lista di persone o di fornitori che vendono quel servizio. Perciò questo è un altro vantaggio: abbiamo delle figure professionali che ci cercano il prodotto migliore al prezzo più basso. Qui io acquisto giornalmente beni o servizi in Sardex. Gli ultimi sto facendo rifare il sito, interventi informatici sull'hardware, oppure cartoleria. Ogni volta che ho un contatto con un fornitore Sardex, cerco di fare la mia piccola opera di sensibilizzazione, di rafforzamento nell'ambito della relazione all'interno del circuito, specialmente verso quei fornitori che sono soggetti a incassare molto di più e hanno difficoltà a spendere Sardex. Quello che un discorso che faccio spesso ai fornitori con cui ho dei rapporti: io non mi fermo solo, sai quanto mi fai pagare, pagamento in Sardex, eccetera. Io con tutti i fornitori con cui ho rapporti in Sardex mi fermo veramente, credetemi, almeno quei 5 minuti a rafforzare la relazione. Sta diventando importante. Ci credo, lo voglio sviluppare, perché è una fascia di clienti che ritengo possa portarmi molto. Chi capisce la potenzialità, chi si adegua, ottiene il risultato. E io cosa sto facendo? Sto trasformando i miei fornitori in potenziali clienti. Nella mia struttura avvengono frequentemente persone che stanno facendo nascere i circuiti regionali in altre regioni. Perciò vedo che stanno nascendo circuiti come il Sardex anche in altre regioni. Da poco c'era una ragazza della Sicilia, della Liguria, perciò piano piano stanno nascendo questi altri circuiti che poi saranno regolamentati, perciò avrò una possibilità in più di vendere i miei servizi e di comprare fuori dal territorio regionale. Quindi mi aspetto un grosso sviluppo, perché il circuito siamo noi.